Oggi è una giornata gioiosa, perché poco fa venendo qua pensavo, quando ci siamo riuniti a Favara, un gruppo di amici. Presidente, prima che va via dobbiamo dare un ricordino anche a lei. Poco fa dicevo che venendo qua ricordavo che ci siamo visti a Favara, in una sede di Favara, un gruppo di amici con il proposito di creare un campionato ovviamente di promozione, con l'ente di promozione che io rappresento, proprio perché il trascinato ci hanno divertiti. Ma devo rivolgere un grazie particolare agli organizzatori delle gare. Io sono stato presente in quasi tutte le gare, ho mancato in una gara in cui purtroppo stavo male, e in un'altra gara che si è fatta a Caltanissetta c'era un altro presidente, il presidente di Caltanissetta, che onorava questa gara, e devo dire che anche loro due mi hanno detto che queste due gare sono state bellissime. Al di là della gara c'è stata un'organizzazione perfetta, si sono spesi proprio perché potesse riuscire tutto al meglio. Vi voglio dire una parola che mi esce dall'emozione, veramente dal cuore, perché oggi la mountain bike e lo sport ci unisce, perché questo campionato mi ha dato la possibilità, al di là degli ostacoli, al di là delle gare, mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone, di fare amicizia con delle persone e di stringere dei rapporti ancora di più con delle persone quale Fabio, quale Piero, quale Carmelo, quale Marcello, quale Totò, tutti i responsabili e tutti gli altri che al di là del campionato quello che resta è la grande amicizia che ci avvicina e che lo sport ci permette veramente di avvicinarci e che ci fa stringere insieme a partecipare alla nostra passione, e questo credo che sia la cosa più importante, che quelle squadre che davamo, ci sono altre squadre che già mi hanno contattato e che vogliono inserirsi in questo campionato, significa che qualcosa, una scia l'abbiamo lasciato, un segno l'abbiamo lasciato, e questa è la cosa fondamentale. Per questo vi ringrazio uno a uno. Ora cedo la parola al presidente regionale Ignazio Perinati, che oggi ci onora. Grazie Stefano, grazie. Io fra di noi facciamo un ringraziamento. Stefano è il vicepresidente regionale di questi anni, è una persona impegnatissima, in gamba e lavora, e quello che è bello è che lavora in un territorio, e proprio dalle parole del presidente del CONI, Lollo Lopesi, e dalle sue parole, parto proprio da quello che loro hanno detto, soltanto per fare due brevissime riflessioni. Una è una molto semplice: qua non chiudiamo l'attività, cioè questa manifestazione di questa sera, io sono qua proprio per sottolineare questo, noi apriamo un nuovo anno, quindi premiamo quelli per le manifestazioni che si sono realizzate l'anno scorso e iniziamo un nuovo anno. Quest'anno è andato bene, è stato ottimo, è stato bellissimo. Io credo che il futuro è ancora più bello, perché ci sono anche presenti il presidente provinciale di Palermo, il segretario organizzativo che è un vecchio ciclista affettuosamente, ma anche, diciamo, se quest'anno si è svolto su due province, quindi i presidenti interessati erano principalmente Agrigento, Stefano Urso e Caltanissetta, Nicola Sposito. La mia presenza oggi è qui per sottolineare un impegno a fare di più, a fare meglio, ad allargarci, a fare di questo sport che si è affermato in maniera negli ultimi anni molto significativa, uno sport, diciamo, che ha avuto i predecessori e dei pregressi un po' poi particolari, ma che comunque oggi si riafferma proprio per le sue caratteristiche, per le sue capacità di aggregazione, per la sua, diciamo, anche manifestazione di sportività, diciamo, nella resistenza, nella tenacia, nel formare, diciamo, anche il carattere, perché quello che noi appunto sottolineiamo nello sport è l'attività formativa che svolge lo sport, e oggi tutti stanno riscoprendo lo sport come un momento di impegno, come un momento di aggregazione, come un momento di educazione.
Noi lo sapevamo già e come enti di promozione sportiva vogliamo svolgere sempre più e sempre meglio questa azione. Questa azione che oggi diciamo mettiamo molte coppe, molte medaglie, facciamo, ecco, premiamo anche i primi, però non dimentichiamo gli ultimi e non dimentichiamo che ci sono tanti altri che non fanno sport e che sarebbe bene farlo. Perché lo sport, oltre che essere una bella attività che ci fa stare insieme, che ci fa conoscere, che ci fa crescere, che ci aiuta e ci forma e ci forgia nel carattere, ci aiuta anche e soprattutto a prevenire le malattie, ad avere uno stato di salute diciamo, e a mantenere uno stato di salute diciamo pieno, a prevenire, dico, quello che non hanno capito anche ancora molti amministratori, molti politici, i quali parlano dello sport, perché dal prossimo anno, quindi da oggi che apriamo il nuovo anno, dobbiamo organizzarci e avere un programma bello dettagliato, ricco, fitto di gare, di manifestazioni, e dobbiamo partire con queste manifestazioni perché mi sono divertito, mi è piaciuto, a Santo Stefano ho partecipato pure, no? Voglio venire più spesso, sia qua anche e l'anno prossimo a chiudere l'anno con un bel po' di gare, magari qualcuna anche nella provincia di Palermo, come accenno qualche amico. Siete uno degli eroi di questo campo. Buonasera, io oggi rappresento questa candidatura Nicola Esposito, aver voluto venire e mi ha delegato a me di fare questo piccolo ringraziamento. Innanzitutto io ringrazio Fabio Rizzo che è il promotore vero reale di queste manifestazioni e non dimentichiamo Pietro Piccolino che è anche il motore che spinge, e ringrazio tutti gli atleti che si sono presentati alle gare e speriamo che un altro anno potremo essere di più. Una maglia di campionessa regionale. Il fotografo principale abbiamo Carmelina Vinti della categoria. Quanto ritratti? È stato perché non l'ho perso. Andate. Bisogna che ti converti. Primo classificato sempre della Sicalibai, Salvatore Schillaci. La maglia, facciamo questa andiamo a mangiare. Ah, così via maglia stasera da mangiare fuori, no? Ce l'ha ovviamente, no? Grazie. Secondo classificato della Sicalibai Vincenzo De Michele. E dal primo posto del Racing Team Agrigento abbiamo Calogero Elia.
a Maurizio in quanto ha partecipato a più prove, quindi il secondo posto per Franco Maurizio, un applauso comunque. E poi Maurizio. Leonardo, prossimo anno ce la può fare, Giornando Scendraba che spesso ha fatto più giri di quelli che gli toccavano, e se noi non lo procediamo le categorie. Che fuori giri veramente. Bravo Libertino! Grande Libertino! Chi noi sei? È il primo classificato, vincitore della maglia di campione regionale Master Sport della Racing Team Agrigento,